È grigio, anzi nero, il quadro che emerge da una indagine della Confesercenti sulle spese per il Natale di quest'anno. Il momento in cui i redditi e consumi hanno sempre celebrato il punto più virtuoso del ciclo non funziona più. Le famiglie hanno accumulato troppi debiti, bassi salari, perdita di potere d'acquisto, meno lavoro e insicurezza sul futuro. Da un nostro sondaggio, 2 agrigentini su 3 spenderanno meno per le feste di Natale. Moglie, figli, e perché no? Parenti, qualcuno, non lo so, 200-300 euro, non lo so, di meno sì, non andiamo oltre. Certamente un Natale non troppo ricco visti i tempi e questi chiari di luna, soprattutto penseremo alle tasse che pagheremo il prossimo anno, visto che la manovra finanziaria non esclude nessuno, anzi si addossa soprattutto a chi ha di meno. Hai già pensato ai regali di Natale? Ma sì, io ho pensato, soprattutto ho pensato a come risparmiare sui regali di Natale, perché quest'anno le risorse sono quasi al limite e bisogna pensare anche a mettere da parte e risparmiare qualcosa e non solo i regali. Ha già fatto i regali di Natale? Non ancora, non tutti, qualcosina ma non tutti, ci dobbiamo pensare un po' prima. Quanto spenderà quest'anno per i regali? Meno degli anni scorsi, meno degli anni precedenti. Non ho ancora un budget preciso. Domani 21 dicembre inizia la stagione più fredda dell'anno, l'inverno. Ancora 4 giorni e sarà Natale. Il freddo è arrivato anche dalle nostre parti e i commercianti d'abbigliamento iniziano a vendere i capi tipicamente invernali, cappotti, giubbotti, maglioni di lana, sciarpe, guanti e cappelli. La via Atenea, il salotto buono della città, specialmente al mattino, non è colma di gente. Lo shopping natalizio è partito un po' a rilento, ma c'è da scommettere si scatenerà nei prossimi giorni. La gente compra? Sì, qualcuno, insomma, nel limite del possibile. Con questa crisi. Questa crisi veramente. Come procede lo shopping natalizio? La gente compra? Guardi, la crisi è evidente agli occhi di tutti, però la gente non può fare a meno di fare i regalini, anche se con magari di importo più contenuto rispetto agli anni passati, però continua a comprare. Come sarà il tuo Natale? Sicuramente più contento, al di là della vendita, ma almeno abbiamo avuto avere l'opportunità di esporre, di farci conoscere. Io sono da Agrigento, quindi mi mancava farmi conoscere un po' dalla mia città. Io ho una vita che cerco i mercatini di Natale ad Agrigento. Finalmente li hanno realizzati, in altri paesi ci sono, in Trentino è una tradizione, fuori ci sono, a Canicattì li fanno e sono... Quindi questa è una prima inizione, speriamo che un altro anno siamo di più, speriamo che ci danno di nuovo la possibilità di poter esporre. Per me è un'iniziativa bellissima, anche la gente ho sentito che apprezza molto, al di là se compra o se non compra, ma almeno in addobbo per la via Atenea si guarda anche qualcosa di diverso, qualcosa di artigianale, di fatto a mano. È arrivato il Natale ed è tempo anche di dolci. Sì, è tempo di dolci, è arrivato il Natale, già siamo quasi agli sgoccioli e i dolci sono sempre richiesti nella tavola natalizia, devono essere sempre presenti, anche in maniera ridotta, ma ci sono sempre come ogni anno. Certo, la cassata siciliana non mancherà e noi la proponiamo in diversi modi.